Alpini, superata la località Case Bortot, la Valle del Lardo si fa più profonda, sormontata ad est dalla mole del Monte Serva. Questa zona è straordinariamente interessante anche per la presenza del cosiddetto Bus del Buson, raggiungibile in pochi minuti dalla via principale per il rifugio Settimo Alpini. Il Bus del Buson è uno stretto e suggestivo intaglio nella roccia dall'evidente stratificazione parallela, al cui interno si è formato tra l'altro un particolare microclima fresco-umido. La forra è stata creata proprio dal torrente Ardo, che in un passato remoto passava in questo punto, prima che dei mutamenti morfologici dell'ambiente ne modificassero il percorso. Tornando in direzione Belluno, troviamo anche un'attività di pescicoltura, favorita dalle acque pure del torrente Ardo, che discendono dai contrafforti delle Dolomiti bellunesi. Appena oltre il borgo di Vial si arriva al Ponte della Mortis, caratterizzato dalla presenza di un'altra bella forra, nel cui fondo scorre un'acqua limpidissima dai colori invitanti. Un'affinità con il Bus del Buson si ha al Brent dell'Art, nel versante opposto della Valbelluna, in un magnifico ambiente pastorale nelle vicinanze del paese di Sant'Antonio di Tortal, e questo non solo per la presenza di un altro torrente Ardo, ma anche sotto l'aspetto geologico. Ai margini di un'ampia zona prativa, attraverso aie rurali, si discende lungo un ripido versante fin nel fondo della valle, dove si trovano i Brent dell'Art. Questo luogo è una vera sorpresa per la presenza di un'altra forra suggestiva creata dall'Ardo della Sinistra Piave, che ha qui intagliato profondamente la roccia calcareo-marnosa, formatasi tra i 135 ed i 35 milioni di anni fa, e ricca anche di fossili, evidenziandone la marcata stratificazione. Quasi parallelamente a sud-ovest, nello stesso versante prealpino tra i comuni di Mel e Lentiai, si sviluppa la valle del torrente Rimonta, caratterizzata da un ambiente rurale molto integro ed estesi boschi. Anche il Rimonta ha formato alcune forre nel suo corso verso il Piave. Le acque fresche e limpide scorrono tra rocce e radure, qua e là punteggiate da tranquilli nuclei rurali in perfetta armonia con il paesaggio. È evidente il contrasto con i segni e i ritmi della vita moderna che scorre imperturbabile solo a pochi chilometri da qui.
L'azione dell'acqua sulla roccia rappresenta uno dei motivi di maggiore interesse per un'escursione ai Cadini del Brenton, facilmente raggiungibili dalla Valle del Mis, appena oltrepassato l'omonimo lago salendo dalla Valbelluna. Si tratta di una serie di grandi marmitte formate dall'erosione dell'acqua sulla roccia lungo la Val Brenton e note con il nome di Cadini. L'acqua cristallina assume colorazioni stupende. Un sentiero ad anello realizzato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi permette di ammirare al meglio le ultime 11 vasche. La profondità di queste vasche, collegate tra loro da scivoli di roccia e piccole cascate, varia tra i 60 cm e i 4 metri. Il torrente ed il lago del Mis rappresentano nella bella stagione delle attrazioni naturalistiche in senso sportivo o di puro relax. Queste acque sono però preziose anche per scopi idroelettrici e irrigui.